7 luglio 2012. Hanno fatto di noi dei migranti. Questo titolo è tra memoria e nostalgia, un pianto, una ribellione interiore, una scommessa vinta. Un libro agile, profumato di ricordi, ma anche arrossato da venature di sangue. Un racconto piano, evocativo di un mondo pieno di affetti familiari, di viaggi interminabili, con delle pagine da cui trasudano anche i sapori gastronomici di Squillace, con il sugo che fa trasalire, con il vino che fa inebriare, ma di più con il sapore dell'amicizia che riannoda legami mai spezzati. Giuseppe, figlio mio, dove sei? Perché non vieni a trovarmi? Vorrei tanto vederti. Dai, Giuseppe, torna a casa, torna da me. Dai, Giuseppe. È mamma che grida il mio nome dentro di me. Combien de mères dans le monde ont crié le nom de leurs chers petits qui se sont perdus dans des pays lointains pour gagner un morceau de pain. Parlare immigrazione. Quanta emozione. L'immigrazione che ho subito dalla mia tenera infanzia. Infatti, all'età di 4 anni, accompagnato di mia madre, partivo dalla Calabria per la Sardegna. Da un sud a un altro sud. Quante mamme hanno gridato il nome dei loro figli, sparsi in paesi lontani, per guadagnarsi un domani. Il plane comme de la tristesse autour de la table, avec des moments de silence. Même nous, les enfants, qui sommes attablés à l'écart sur une malle de couleur verte, n'avons pas l'esprit à chahuter. C'est là que je réalise, en écoutant les adultes, que demain, je quitte ces gens, cette petite femme, cet homme que je considère comme mon père. En effet, ma mère a pris avec grand courage et détermination, après une année de séparation, la décision de rejoindre père en Sardegna. A tavola legge una vaga tristezza, con dei momenti di silenzio. Neanche noi bambini, seduti in disfatta intorno ad un baule verde, abbiamo voglia di fare caciara. È così che mi rendo conto, ascoltando gli adulti, che domani lascerò quella gente, quella piccola donna, quell'uomo che considero mio padre. Infatti mia madre, con grande determinazione, dopo un anno di separazione, ha deciso di raggiungere suo marito in Sardegna. Sì, sono arrabbiato con gli uomini che governano questo paese, questo sud, perché hanno tenuto centinaia di migliaia di cittadini in una tale povertà da costringerli a espatriare, a scappare per non morire di fame. Che cosa ti ho fatto mia padre per meritare questo esilio? Cosa rimproveri ai miei, loro che ti hanno dato tutto il vigore del loro corpo, se non di essere nati poveri in questa misera terra del sud? Quasi 60 anni sono passati. Un giorno ho scritto questo libro. Di che cosa parlo? Di una nostalgia, di una ribellione, di un sud che non ho mai dimenticato. Ma questo libro parla anche di quel paese che mi ha accolto, ma parla anche di questo paese che mi ha fatto partire. Ne sappia, l'Italia, sei ancora nel mio cuore.